Occhi aperti sulla corruzione, CGIL Venezia in piazza con Libera davanti a Palazzo Papadopoli per ribadire quanto la corruzione mini tutta la comunità, perché va a erodere i servizi pubblici, distorce le gare d'appalto, sottrae risorse al lavoro e allo Stato sociale. Un presidio che si sta svolgendo a carattere nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che Pier Mario Fop, referente regionale Libera, definisce anticamera delle infiltrazioni mafiose. È un fenomeno che si sta normalizzando, noi invece vorremmo che fosse contrastato in maniera efficace e chiediamo anche dal basso la partecipazione dei cittadini ad un monitoraggio attivo. Non a caso Libera ha scelto come teatro veneziano della manifestazione proprio Palazzo Papadopoli. È uno degli edifici pubblici che è nell'occhio del ciclone, nel senso che sembra ci sia stata una svendita di fatto del palazzo a un imprenditore asiatico, da una valutazione di 15 milioni di euro circa, si è passati alla vendita di 10 milioni e 800 mila euro. Probabilmente c'è un processo in corso collegato a altre vicende che riguardano l'area Pili di Porto Marghera. Una questione pesante ora in mano ai giudici, ma proprio per questo, assieme a Libera, la CGIL cittadina ha lanciato Venezia Città di Vetro, un'iniziativa di partecipazione civica che mette gli occhi dei cittadini al servizio della trasparenza, con la convinzione che la lotta alla corruzione richieda una comunità che si senta corresponsabile della qualità democratica della propria città.